E Buonasera a tutti ragazzi! E benvenuti alla seconda puntata del prima varietà di Instagram per tenerci compagnia, ovvero l'Io Resto a Casa Show! Sigla! Questo è un momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. Olè, ringraziamo il nostro grande Fabio Raccuglia per questa meravigliosa sigla! Il primo ospite di questa seconda puntata è un ospite particolare. Sì, lui ci insegnerà come passare il tempo a casa perché lui lo sta passando veramente bene. Signori, Roberto Lipari! Allora, come passare il tempo in quarantena è facile. Io mi sono visto un po' di serie Netflix, diciamo che in 3 giorni me sono viste tutte. E ora me le sto rivedendo tutte in lingua ungherese, così mi sembrano nuove. Ecco, diciamo che il tempo vola. Poi ho giocato a FIFA, ho preso una squadra della Serie D norvegese, ho vinto la Champions League, ho fatto 18 stagioni, perché il tempo vola. E ora sto rifacendo tutte e 18 le stagioni, però per farmele sembrare nuove sto mettendo la telecronaca in ungherese. Il tempo vola. E questi applausi sono tutti per Roberto Lipari, grazie per essere stato con noi, grazie! Adesso è il momento di una cantautrice palermitana meravigliosa, accompagnata dal suo chitarrista Giulia May e Vittorio Di Matteo! Applauso! E statene un poco a casa e non ci romperei con la 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 la. Io resto a casa, e voi? Anch'io. Bene, continuiamo il nostro show. No, ma lei perché? Non l'ha invitata nessuno a lei! Ciao a tutti carissimi amichine e annoiati! Ciao Eva Tana! Tieni Eva, io lo so che sarebbe brutto per ora fare amore soltanto con il vostro fidanzato, vostro marito, non farlo con nessun altro. Ma è giusto farlo solo col proprio Ed fidanzato! è per questo che ho da suggerirvi un'attività da fare. Ah, ecco, che attività devono fare? Guardarsi una serie TV, la televisione, ascoltare della musica, cosa devono fare? No! Risolto, tieni Ma Eva! dai! Voglio uscire qui, non lo so se mi fa bene l'isolamento, se conviene, ma voglio uscire. Olè, questo era uno dei tanti video che ci avete inviato, anzi, continuatelo a fare alla mail spicigram@gmail.com. I prossimi ospiti sono due amici, due comici torinesi che al momento sono costretti a stare separati, ma la tecnologia li continua a unire. Signore e signori, I Pampers! Beffa, ci guardiamo un film su Netflix insieme a distanza? Ok, Truman Show? visto. La storia infinita? Troppo lungo. La sede della felicità? Che cazzo hai detto? Inferno? Troppo caldo. Benvenuti al sud? C'è la zona rossa. Ma vaffanculo! No, io resto a casa. grazie ai Pampers! Applausi, applausi! Come ieri arrivano due ballerini di eccezione. Sì, due ballerini che ci fanno vedere come ballare nei momenti quotidiani. Alessandra Tripoli E Luca Urso, applausi! Forza ragazzi! Sì, allora, per la seconda puntata di Io Resto a Casa Show è tempo di pulizie. Quante volte durante il giorno spaziamo casa? Beh, vediamo se possiamo farlo in un modo più interessante, che ne dite? Si scopa, si spazza, diventa una pazza, diventa una pazza. Si scopa, si spazza, diventa una pazza. Torna lui, Chi? il nostro amico napoletano trapiantato a Milano, ormai in quarantena da un mese, signore e signori, Francesco Arienzo! Applausi! Quanto mi piace mettere gli applausi oggi? Vai Francesco! Sono sempre qui a Milano dove restare a casa è buono 2 volte, primo perché rallentiamo la diffusione del virus e secondo perché non stiamo inquinando. Questo per me significa prendermi un riscatto personale verso tutti quelli che finora mi hanno detto «Wow, ma dov'è a Milano? Ma sei pazzo? Là è pieno di smog». E adesso finalmente posso rispondere no. Ma come, non ci sta lo smog? No. Ma scusi, il virus ci sta? Sì. E lo smog? No. Quindi restate a casa, fatelo per voi, ma soprattutto fatelo per me. Olè, Finisce signori! qui la nostra seconda puntata dell'Io Resto a Casa Show, però ci vediamo domani. Ragazzi, a domani, grazie per essere stati con noi e grazie a tutti i ragazzi e gli ospiti che sono intervenuti. Ciao ragazzi, Io Resto a Casa Show, a domani!
vai! Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.